Quindi noi siamo qua per riporre l'attenzione il problema che abbiamo già sottoposto, che è quello del blocco delle schede. Protesta dei sindaci del Veneto orientale in Consiglio regionale si sono trovati di fronte a Palazzo Ferrofini per chiedere di non depotenziare le strutture ospedaliere della zona. Perché la previsione della Regione, e cioè di suddividere i due ospedali di San Donà e Portogruaro, concentrando la chirurgia a Portogruaro e la medicina a San Donà, tenendo conto che ci sono 30 km di distanza tra i due siti, è insostenibile dal punto di vista medico e dal punto di vista sociale. Per i primi cittadini di San Donà e Portogruaro la Regione non sta rispettando la parola data. Il ridimensionamento dei nosocomi cittadini è già di fatto in atto. Il danno per gli utenti costretti, sostengono, a spostarsi da un ospedale all'altro sarebbe enorme. Il Consiglio aveva deciso di fermare questo disegno. A febbraio la Giunta aveva recepito l'indicazione del Consiglio, adesso manca un ultimo passaggio da parte della Commissione Quinta che sembra non voler confermare quello che appunto avevano stabilito ad ottobre. Questo significa depotenziare i siti esistenti. Non è possibile che la conferenza chieda di bloccare le schede sociosanitarie, che la Giunta delibera di sì e quindi approva la decisione, e poi siccome è obbligatorio il parere anche della Quinta Commissione, la Quinta Commissione faccia finta di niente, non ne tenga in considerazione.